Buongiorno e benvenuti al nostro nuovo appuntamento con Focus, il nostro spazio di approfondimento che oggi dedichiamo ad una sentenza che ha fatto molto discutere, quella che riguarda Lorena 40, una giovane donna bella, determinata, prossima alla laurea in medicina. Accanto a lei il compagno, un infermiere calabrese appena entrato in odontoiatria, 27 e 29 anni. Sembrano una bella coppia, una coppia commetante, ma la mattina del 31 marzo 2020, siamo in piena pandemia, lui la strangola, poi tenta il suicidio tagliandosi le vene, infine chiama i carabinieri. Ci sono 2 gradi di processo, viene condannato all'ergastolo. Adesso però, a distanza di 4 anni da quel fatto, la Corte di Cassazione ha annullato la condanna all'ergastolo per Antonio De Pace, limitatamente alle circostanze attenuanti. La Corte di Cassazione cioè ha detto non sono state a sufficienza valutate la circostanza dello stress e dell'ansia da Covid, c'era il lockdown, e ha rimandato gli atti alla Corte di Reggio Calabria per valutare questa circostanza. Una sentenza shock che ha naturalmente destato un coro di critiche per certi versi, molte polemiche e tanta indignazione, a partire naturalmente dalla famiglia di Lorena 40. Vi presento subito i nostri ospiti e poi sentiremo l'intervista che abbiamo registrato con il papà di Lorena 40. Con noi in collegamento c'è Anna Agosta del Centro Antiviolenza Tamaia. Benvenuta Anna. Grazie per l'invito. Ok, ti sentiamo. Allora, ascoltiamo insieme le dichiarazioni rilasciate dal papà di Lorena, Vincenzo 40, che naturalmente è arrabbiato. Sentiamolo. Un forte sdegno in quanto con la deposizione della sentenza della Cassazione butta tutto a terra per il fatto del Covid, una cosa inaccettabile. E dopo 2 gradi di giudizio fatti a Messina, primo e secondo grado, con l'ergastolo dato e con tutte le varie sequenze, tutto seguito passo per passo nei processi, e un presidente della Cassazione tira fuori, nemmeno secondo me, nemmeno ha letto le carte. Non so quello che dire a questa persona. Si passa la mano sulla coscienza quello che ha fatto sia ai figli di lui. Non aveva una forma di patologia o stress da Covid, perché ogni sera nel WhatsApp tirate processualmente, lui la sera usciva, andava a giocare con la PlayStation con gli amici, si divertiva nel Covid. Giornalmente si lotta per il femminicidio, ci sono le associazioni, vanno alle scuole, ma a quale scopo più? Se quando si lotta e poi arriva la giustizia e ti butta tutto in aria, credo che abbiamo perso. Ho solo rispetto e si deve rispettare la donna. Ci stiamo ingannando. C'è il dolore di un padre, Anna Agosta, ma c'è anche la dignità e la consapevolezza di una battaglia che vale per tutte le donne. E questa, come si è detto e come è arrivato anche da un coro di critiche, dobbiamo dire bipartisan, un po' da tutto l'arco costituzionale, apre e costituisce un pericoloso precedente. Vincenzo ha letto tutte le carte, nel senso che ha seguito i 2 gradi di giudizio che ci sono stati. Ci sono vari profili. Tu sei, oltre al presidente di questo centro antiviolenza, sei anche un avvocato, no? Sì, non esercito più la professione, però sì, lo sono stata. È molto grave, mi ha colpito tantissimo l'analisi del padre di Lorena, perché ha secondo me centrato il punto, e cioè il fatto che questa sentenza preoccupa per un motivo in particolare, che non sia stata riconosciuta quella che è la matrice di genere, e quindi ricondurre la motivazione al fatto che lui appunto fosse stressato per le particolari condizioni che tutti e tutte abbiamo vissuto durante la pandemia è gravissimo, perché questo vuol dire che i giudici, analizzando questo procedimento, quindi la sentenza della Corte Appello di Messina,
non hanno tenuto in considerazione che questo è un caso di femminicidio, quindi è fondamentale prendere in esame la matrice di genere e le ragioni per le quali quest'uomo ha ucciso la sua fidanzata Lorena, ed è la violenza maschile sulle donne, il fatto di voler predominare su di lei, decidere della sua vita, e quindi affermare che il movente è sconosciuto significa non riconoscere la gravità del problema, non riconoscere che siamo di fronte appunto all'agire violento di un uomo nei confronti della propria compagna, e si tratta anche di non, come dire, riconoscere quella che è la gravità del femminicidio, quindi del fenomeno della violenza maschile sulle donne e tutto quello che questo comporta. Ecco, intanto vi presento il nostro nuovo ospite, perché si è appena collegata con noi Cettina Miasi, presidente del centro antiviolenza Una di Noi, che fra l'altro vi siete costituiti anche parte civile nel processo e quindi lo conoscete molto bene. Benvenuta. Sì, buonasera, grazie. Una sola precisazione: non sono la presidente è la dottoressa Mazza, io sono l'avvocata del centro antiviolenza. Ok, grazie della precisazione. Allora, forse non siete riusciti a seguire la prima parte di questa trasmissione, in cui abbiamo sentito il papà di Lorena 40 che ce l'aveva molto con il presidente della Corte di Cassazione, perché dice probabilmente non ha letto le carte, perché questa dello stress emotivo, dell'ansia, d'angoscia erano già uscite come circostanze nel processo e i giudici avevano ritenuto di non prenderle in considerazione. Un chiarimento per chi ci ascolta: gli atti tornano a Reggio Calabria, degli altri giudici quindi valuteranno questa sentenza. Che cosa accadrà? Non è detto, potrebbe anche essere confermato l'ergastolo, così come potrebbe essere ridotto. Sì, sono possibili entrambe le ipotesi. Noi come centro antiviolenza costituito parte civile ovviamente auspichiamo che la Corte d'Assise di Reggio Calabria sia illuminata e, rileggendo il compendio istruttorio, confermi la sentenza dell'ergastolo, perché le due sentenze di primo e di secondo grado sono granitiche, non lasciavano spazio a possibili ulteriori interpretazioni. Infatti questa sentenza della Suprema Corte ci ha lasciato abbastanza basite. In primo grado ma anche in secondo grado è stata fatta una perizia approfondita da un esperto, il dottore Ferracuti, che veniva da fuori Messina, che aveva sgombrato il dubbio a ogni possibilità che ci fosse sia un'incapacità del signor De Pace al momento della commissione del fatto, ma anche che ci fosse uno stato d'ansia. In periodo di pandemia tutti eravamo in ansia, quindi dire che il delitto efferato, il femminicidio di Lorena, sia dipeso da questo è veramente una cosa sconcertante. Ecco, era stata effettuata una perizia psichiatrica proprio su Antonio De Pace, questo fidanzato che, forse non l'abbiamo detto all'inizio, ha strangolato Lorena quella mattina del 31 marzo. Qualche giorno prima lui era scappato, tornando in Calabria dalla sua famiglia, perché aveva paura di essere stato contagiato dal Covid. Tutte circostanze quindi che sono già state esaminate e prese in considerazione. Sì, vagliata in tutti i dettagli. La Corte d'Assise di primo grado ha tolto ogni dubbio, è andata proprio oltre ogni ragionevole dubbio sulla veridicità dei fatti. Tra l'altro sappiamo che il signor De Pace ha anche confessato l'efferato delitto. E poi l'ha strangolata, come ha detto bene lei, ma l'ha strangolata per 50 secondi, un tempo abbastanza importante. Ha avuto la ragazza sotto le mani per un tempo in cui sicuramente la povera Lorena si divenava e avrebbe voluto essere aiutata da lui, che invece ha deciso di porre fine alla sua vita. Quindi non c'è margine all'interpretazione delle attenuanti, non c'è spazio assolutamente. Ecco, chiaramente non viene messa in dubbio l'impalcatura di questa sentenza, parliamo di attenuanti, cioè circostanze. Ecco, ora chiedo a tutte e due, gli stati d'animo sono già presi in considerazione come attenuanti in questi casi? Perché in questo caso diventa così grave che invece vengano presi in considerazione? Allora lo chiedo a Cettina Miasi e poi torniamo da Anna Costa. Allora, nel caso, diciamo che in tutti i casi, ovviamente se parliamo di femminicidi, concedere le attenuanti significa non aver compreso la gravità del fatto. Parliamo dell'uccisione di una donna, scusate, per mano di un uomo, cioè proprio l'estremo atto di potere sulla donna. Le attenuanti generiche, se concesse, daranno uno sconto di pena. È chiaro che nelle ipotesi di femminicidio non ci può essere alcuno sconto di pena e non ci deve essere, perché altrimenti diamo un segnale veramente sbagliato
sbagliato. Anna Costa. Io concordo assolutamente con quello che ha detto la collega e proprio rispetto a quello che dicevo prima, in questo caso si dovrebbero prendere allora in esame tutti i delitti commessi durante il periodo Covid, perché dovrebbe essere a questo punto un'attenuante come dire, concessa a tutti. Tra l'altro, come dicevate poc'anzi, c'è stata una perizia che ha escluso qualsiasi stato appunto d'ansia del femminicida. Quindi noi siamo molto preoccupate come Movimento dei Centri Antiviolenza, come Rete Dire. Io sono anche consigliera nazionale della Rete Dire, che è la rete più importante dei centri antiviolenza a livello nazionale, il fatto che si sia messa in discussione proprio la matrice che è il substrato appunto culturale che genera la violenza maschile sulle donne, che poi vediamo come manifestazione più grave e ultima quella del femminicida. Quindi bisogna veramente, perché poi sappiamo bene che le sentenze della Cassazione creano dei precedenti e questo precedente è davvero grave, davvero grave. Poi ci chiediamo come mai le donne non denunciano e siano così sfiduciate nei confronti della giustizia, che dovrebbe assicurare loro tutela. In questo caso non stanno assicurando tutela a Lorena Quaranta neanche la morte, ed è veramente gravissimo. Ecco, Cettina Miasi, voi avete parlato addirittura di una breccia, che si apre una breccia nella tutela non soltanto dei casi di femminicidio, ma anche di fatti meno gravi come dei maltrattamenti nei confronti delle donne. Sì, noi come centro antiviolenza, come la collega che incontriamo quotidianamente tantissime donne, abbiamo fatto il principio, tra virgolette, della proporzione, nel senso che se nemmeno per l'efferato delitto del femminicidio c'è la massima pena, il massimo rigore, immaginiamoci per il maltrattamento, che ovviamente prima, cioè viene punito ovviamente con una pena di rigore più grave, ma in proporzione non ci sarebbero più pene adeguate. Ecco, questa è la nostra preoccupazione. E la preoccupazione di dire alle donne: potete continuare a denunciare tranquillamente perché comunque la pena c'è. Dico, questo clamore che fortunatamente, ringrazio tutti, state facendo come testate giornalistiche, come TG, è importante, perché non deve assolutamente passare il messaggio che questa sia la pena giusta. Noi auspichiamo che la pena cambi. E che venga quindi confermato l'ergastolo anche... Assolutamente, certo, noi faremo di tutto per quanto è possibile per la nostra parte civile che rappresentiamo, insistere affinché la Corte d'Assise di Reggio Calabria confermi l'ergastolo. Benissimo, adesso noi ci dobbiamo fermare qualche istante per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Ed eccoci di nuovo in studio, stiamo parlando della sentenza della Corte di Cassazione che ha rimandato gli atti sul femminicidio di Lorena Quaranta ad una Corte per valutare le attenuanti da Covid, ovvero se l'assassino, il fidanzato di Lorena, fosse in preda ad uno stato anche di stress e di angoscia da Covid. Una sentenza che ha suscitato molte polemiche, anche nella politica. Ci sono state reazioni, dobbiamo dire, da parte di qualsiasi colore. La deputata del PD Michela Di Biase ha scritto su Facebook: rimango senza parole. La capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Luana Zanella ha detto: sembra impossibile che una sentenza della Cassazione consideri come attenuante lo stress da Covid, così non si abbatterà mai l'infrastruttura ideologica e culturale del patriarcato. Sul fronte dei partiti di governo c'è invece un uomo, il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi, fra l'altro firmatario della proposta di legge di modifica sull'infermità e la semi-infermità mentale, che ha commentato ancora una volta la Cassazione, che pure rimane il presidio di legalità e di diritto, ci sorprende. La sentenza con la quale si annulla l'ergastolo all'assassino di Lorena Quaranta perché bisogna considerare lo stress da Covid, francamente ci lascia esterrefatti. Dobbiamo dire, il centro Una di Noi l'ha puntualizzato, che la Corte, sarà stato un caso, non lo sappiamo, era composta tutta da uomini.
Sì, era composta da uomini, anche il procuratore generale era un uomo. Diciamo che la sensazione entrando in aula è stata un po' di impatto. Io ero accompagnata dalla mia collega del centro antiviolenza, dalla dottoressa Salvo, dalla psicologa, e abbiamo notato subito questo. Anche gli avvocati dell'imputato, della difesa erano 2 ed erano uomini. Certo, dico, non voglio dire che questo abbia inciso, ma certamente con la collega pensavamo che se fossimo state almeno una decina di donne dentro l'aula, anche ad essere solo presenti, forse la Corte avrebbe potuto capire che non si è soli in questo momento, proprio dico dal punto di vista della militanza dei centri antiviolenza. Dal punto di vista del raggiungimento dell'obiettivo, della sentenza, io credo che questo vada al di là della presenza maschile o femminile. Anna Costa, per te la composizione del collegio in qualche modo può influire? Non ti stiamo sentendo, sei silenzioso. Sì, avevo messo sì, scusate. Io non ritengo che la composizione di genere appunto della Corte possa incidere, perché nel nostro lavoro purtroppo entriamo in contatto con donne e uomini, tutti e tutte, come dire, condizionati da stereotipi di genere, da stereotipi culturali che appunto minimizzano e giustificano la violenza e soprattutto non la fanno riconoscere. Siamo tutti e tutte, uomini e donne, come dire, vittime di queste gabbie culturali e ideologiche che rappresentano appunto, come dicevo poc'anzi, il substrato culturale della violenza maschile. È molto grave appunto che ancora una volta si senta dire da una corte, dalla Suprema Corte, una volta il raptus, una volta la minigonna, adesso abbiamo aggiunto anche il Covid. Ecco, è veramente gravissimo. Tra l'altro leggevo anche esperte della Società Italiana di Psichiatria contestare questa sentenza perché, come diceva forse anche prima la collega, se per il femminicidio stiamo dando una giustificazione tale dovuta allo stress da Covid, per tutti i casi di maltrattamenti emersi durante il periodo Covid, ricordiamo che dopo quei mesi di lockdown i centri antiviolenza si sono trovati ad affrontare un boom di casi incredibili. Allora, quale sarà l'esito di tutti quei procedimenti che sono ancora in corso, tenuto conto dei tempi della giustizia italiana? Questo è veramente molto 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 grave. Al contrario, quell'isolamento, ha esposto ulteriormente le donne. Quindi se non è stata accertata una psicopatologia del soggetto che ha agito quel femminicidio, allora è incomprensibile che gli venga data un attenuante esclusivamente per lo stato d'ansia del Covid. È incredibile, dovrebbe essere concessa allora a tutti i rei di quel periodo. È così. Mi rifaccio ancora alle parole del papà di Lorena 40. L'abbiamo sentito all'inizio, la sua rabbia e la sua indignazione per la figlia e per tutte le donne. E in particolare sul movente, che abbiamo detto viene così messo in ombra da questa attenuante da Covid. Lui dice: il movente era ben chiaro dai messaggi che si sono scambiati i 2 fidanzati e che sono finiti agli atti del processo. E lui era un manipolatore e che in realtà indossava una maschera perché in realtà c'era un senso di inferiorità. Lui, ricordiamo, era un infermiere, anche se era iscritto ad odontoiatria, lei si stava laureando in medicina. Al di là appunto delle carte processuali, è un po' un meccanismo che richiama quello di Giulia Cecchettin, con lui che non voleva assolutamente che lei si laureasse prima di lui, cioè si è scatenata questa competizione che sembra riproporsi anche in questo meccanismo malato. Sentiamo ancora Cettina Miasi e poi Anna Costa. Sì, purtroppo è proprio così. In entrambi i casi che lei ha citato si è verificata questa sproporzione di genere. Nel caso che ho seguito, diciamo, da vicino della povera Lorena 40, è emerso dagli atti processuali che comunque lui in qualche modo avesse una sorta di inferiorità. Si sentisse da meno, sì, di inferiorità, esatto, si sentisse da meno di Lorena. E questo certamente ha creato
una base per quello che poi è successo, dico, anche se non è giustificabile ovviamente, però è proprio l'espressione del potere. Non ti posso avere come vorrei io, allora ti elimino. Purtroppo in tanti femminicidi questo si vede. Anna Costa, è il meccanismo che si ripropone spesso in questi tipi di omicidi? Allora, io oggi proprio rispondevo, mi è venuto in mente proprio il femminicidio di Giulia Cecchettin, perché c'è questa forte coincidenza, cioè il fatto che Turetta non voleva che la sua fidanzata si laureasse prima di lui, e anche in questo caso c'era una sorta di senso appunto di inferiorità professionale dell'omicida del femminicida di Lorena 40, ma è la ragione appunto che sta alla base di ogni femminicidio, è proprio questa, cioè la volontà di annientare le donne, di limitare la loro autodeterminazione e la loro identità. Non è una questione appunto di rivalità professionale, ma il fatto che nella violenza maschile sulle donne c'è sempre una parte che deve sovrastare l'altra. Non è la competizione potrebbe essere anche sana, ma qui di sano non c'è proprio nulla, perché la violenza maschile sulle donne proprio si fonda sulla disparità di potere tra uomini e donne, che si realizza in tantissimi contesti, ma soprattutto nell'ambito delle relazioni intime affettive. Tornando a questo processo, siamo alle ultime battute di questa trasmissione, voglio ricordare che in appello il procuratore generale aveva chiesto 24 anni rifacendosi proprio alle circostanze attenuanti, cosa che invece poi il giudice non ha accolto. Cettina Miasi. E meno male, perché noi abbiamo avuto la Corte è stata veramente lungimirante, dico, i nostri procuratori, ma penso che i procuratori di tutta Italia ogni tanto hanno degli abbagli sulla base di non so quale criterio del far prevalere la giustizia a modo loro, tra virgolette. In questi giorni con i colleghi si è parlato molto del risultato della Cassazione, ancora c'è un retaggio culturale che va assolutamente superato. Non è possibile immaginare che atti così efferati abbiano delle giustificazioni. Anna Costa. Io vorrei ricordare che l'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia europea tantissime volte, se non sbaglio già siamo arrivati a 6, proprio per non aver riconosciuto la violenza maschile sulle donne e non aver tutelato le donne. Ricordo per esempio il caso Talpis. Ecco, questo mette in evidenza quanto i giudici, i pubblici ministeri, i giudici appunto che sono chiamati poi a decidere non hanno un'adeguata formazione sulla violenza maschile sulle donne. Per valutare in questo tipo di procedimenti è necessaria una formazione specifica. È vero che tante cose stanno cambiando, è vero che adesso gli operatori e le operatrici hanno una formazione, ma non tutti. Noi chiediamo come rete dei centri antiviolenza che tutti gli operatori del diritto soprattutto abbiano una formazione specifica e che questo sia obbligatorio, perché non è possibile arrivare a pronunce simili, come non è possibile che un procuratore generale chieda appunto 24 anni e non l'ergastolo in un caso di femminicidio come quello di Lorena 40, in cui è veramente pacifico la responsabilità penale dell'imputato. Diciamo che questa strada è ancora tanto lunga, c'è ancora tanta strada da fare, sulla strada ci siete anche voi che combattete questa battaglia. Abbiamo scoperto che ci sono anche degli uomini, abbiamo sentito le parole di Vincenzo 40 disilluso, diceva abbiamo perso rispetto a questa sentenza, ma non credo che sia così, ci saranno tante altre tappe. Ringrazio Cettina Miasi del Centro Antiviolenza Una di Noi e Anna Agosta del Centro Antiviolenza Tamaia. Grazie naturalmente a tutti voi che ci seguite da casa. Grazie a voi.